Lungo le strade bianche del Mondiale Gravel, questa sera si presenta un'altra importante manifestazione a Valdobbiadene. Siamo con Massimo Panighel. Di cosa si tratta? Cerchiamo di dare un'eredità a quello che è stato un grandissimo evento sportivo dell'anno scorso. A ottobre 2023 si è corso il secondo campionato del mondo Gravel, ospitato per la seconda volta in Italia e fortunatamente questa volta a Treviso, nelle colline del Prosecco, quindi un territorio meraviglioso che ha ospitato oltre 1200 atleti provenienti da tutto il mondo, un indotto economico importantissimo con oltre 40.000 presenze tra spettatori e tutto l'entourage del mondiale. Vogliamo dare un'eredità a tutto questo grande lavoro, a questi grandi numeri, e quindi si cerca di partire con questa edizione di marca bianca, la Epica. Si cerca di partire con questa edizione di marca bianca, la Epica, perché riusciamo a lasciare sul territorio un prodotto per il cicloturismo da correre sulle strade bianche che in questo momento stanno andando tantissimo, è diventata una moda anche con l'avvento delle bici gravel, un prodotto che in Toscana va alla grandissima, ma noi non siamo inferiori alla Toscana, abbiamo un territorio che offre tante opportunità dal punto di vista cicloturistico, ma anche per tutte le eccellenze del territorio, quindi storia, arte, cultura e soprattutto enogastronomia. Quando si partirà? L'evento è fissato per domenica 13 ottobre, saranno 4 le partenze perché si parte da francese, cioè ognuno sceglierà la sua partenza in base al chilometraggio e da lì partirà. Quindi alle 6:30 il percorso di 180 km, alle 7:30 quello da 140, seguirà alle 8:30 il percorso da 90 e chiuderà il percorso completamente pianeggiante di 50 km alle ore 9:30. La location qual è? La partenza è da Pieve di Soligo, ma si sviluppa in tutti i 15 comuni dell'Interland delle colline del Prosecco, quindi andremo a toccare Valdobbiadene fino a giungere a Conegliano.